buonasera a tutti, siamo qua riuniti per augurarvi buone feste a tutti quanti. Volevamo lasciarvi un pensiero per come è andata quest'anno 2017 da parte di tutto quanto lo staff. Io a parte mia sono molto soddisfatto, ho fatto complimenti a tutta la mia squadra, ai miei ragazzi che sono dimostrati veramente attivi e veramente sul pezzo ogni santo giorno, andando sempre innanzitutto a studiare le nuove soluzioni che ogni giorno e le nuove problematiche che ogni giorno ci presentano, e in più praticamente a rispondere a tutte le esigenze di voi cari clienti, insomma. E questo è molto importante per darvi un ritorno di quello che ogni giorno facciamo per voi, tutto qua. Adesso non dico altro, solo grazie a tutti quanti, ai miei ragazzi, a voi per il supporto che ci date, e lascio la parola ai miei ragazzi. Vi presento Andrea Papa, che è l'ultimo nuovo arrivato di quest'anno, e voglio sentire anche il suo pensiero di cosa pensa di questo lavoro. Beh, mi sono trovato bene, insomma, ho avuto collaboratori, mi sono trovato bene con i miei colleghi, mi hanno supportato e mi hanno aiutato nei vari lavori, loro mi affidano anche dei lavori, quindi io rispondo di conseguenza, quindi grazie anche a voi, insomma, ragazzi, per essermi stati vicini. Grazie a te, Andrea. Grazie. E Manuel Loppio, il nostro ingegnere qua. Nonché vice direttore. Nonché spalla a sinistra, che in questo caso qua. Dai. È stato un anno importante che ci ha permesso di crescere ulteriormente, e adesso nel 2018 ci aspetterà un altro ulteriore anno di crescita nel quale abbiamo introdotto delle nuove soluzioni per i clienti in maniera tale da poter fornire ulteriori possibilità di avere dei servizi nuovi per i nostri clienti. Per queste cose sì, aspettiamo il 2018 e li scoprirete. Bene, sì, infatti abbiamo grosse novità per il prossimo anno. Abbiamo una persona, anzi due, che oggi non sono qua, ma che ha l'area dell'amministrazione a casa con i bimbi febbricitanti, compreso il sottoscritto che è qua in ufficio con 37,5 di febbre, ma non importa. E la Elisa Dall'Agno, la dottoressa Elisa Dall'Agno, che ci aiuterà a tutte le pratiche fiscali per quanto riguarda digitalizzazione, che vi ricordo scade il 15 gennaio, e anche il bando Easy Email per il 2018, per cui se avete visto le nostre newsletter sicuramente sarete informati su quello che abbiamo in serbo per il prossimo anno. Prego Daniel. Sì, io in realtà volevo un attimo, ho già anticipato quello i miei colleghi, quello che volevo dire, quindi il discorso di integrare nuovi servizi da poter proporre per far sì aiutare le aziende anche nello sviluppo e la crescita anche delle vostre aziende. E praticamente quest'anno si è già visto, diciamo, in questa ultima parte dell'anno tutto lo sforzo che abbiamo fatto da quando siamo partiti nel 2014 come Plavi Servizi, e diciamo che stiamo cominciando ad avere il frutto, perché non si tratta più di andare a vedere solo un fattore economico di prezzo, ma di trovare soluzioni che appunto per aiutare le aziende a crescere e nella maniera più corretta, quindi magari anche mettendoci qualche soldino in più, però nella posizione corretta, senza creare sprechi e magari investire soldi dove non ne vale magari la pena. Questo è il mio pensiero, e nel 2018 sono convinto che ci sarà un'ulteriore crescita, perché continuano a contattarci sempre più attività, quindi vuol dire che siamo sulla buona strada, insomma. Questo è il mio pensiero. Ottimo. Grazie ancora ragazzi, grazie Manuel, grazie Daniel. Grazie a voi. Come si dice, una squadra unita. Noi siamo veramente una squadra, è quello che io voglio, perché comunque qua ci si parla, nel nostro ufficio ogni tanto ci si tira anche le orecchie, me compreso, nel senso che quando ho bisogno di tirate le orecchie anche io ho bisogno ogni tanto. E il nostro obiettivo è darvi sempre di più ogni anno che passa. Il prossimo anno è il quarto anno, quindi
diciamo che siamo cresciuti molto bene in questi 3 anni. Ancora buon Natale da parte di tutti, alle vostre famiglie, ai vostri cari, ai vostri colleghi delle vostre attività, e ci vediamo l'anno prossimo. Noi siamo chiusi fino al 5 di gennaio 2018, per cui vi risponderemo dopo tale data, perché abbiamo bisogno di posarci un po', in effetti. Vabbè, come sono preso. Sì, è un po' buona. anche la tensione. Sotto le note di Jingle Bell Rock vi auguriamo buone feste, anche da parte dei miei ragazzi, e al prossimo anno. Buone feste! Auguri! Auguri.